Buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta, pur essendo oggi giovedì, gli argomenti sono di cultura e di spettacolo. Nella seconda parte sarà con noi l'Armonia, questo ente particolare, ma insomma ci saranno il presidente Paolo Dal Fuovo e il vicepresidente Chino Turco. In questa prima parte invece sono in compagnia, è tornata a trovarci, non mi ricordo con chi ne parlavo proprio l'altro giorno, è tornato a trovarci Fabiola Faidiga, che è presidente di Casa Cave, e poi c'è con noi, anche lui è tornato a trovarci, Massimo Premuda, che è il curatore della sezione evento, perché parliamo del festival L'Energia dei Luoghi, che scatta già, anzi che è già scattato questo pomeriggio, perché al Centro di Salute Mentale 2 Maddalena, via del Molino Vento, si è inaugurata una mostra che si chiama Altri Animali Fantastici, della quale parleremo più avanti. Io direi che possiamo incominciare con Fabiola Faidiga, parlando un po' anche del sottotitolo dell'edizione di quest'anno, che è il diritto alla bellezza. C'era sempre un sottotitolo? Sì, abbiamo avuto sempre dei sottotitoli. Il Festival del Vento della Pietra ci accompagna ormai da anni. L'altro anno avevamo Polifonia Carsica, nell'idea dell'incontro tra le comunità del Carso, e quest'anno abbiamo il diritto alla bellezza. Abbiamo pensato a questo sottotitolo anche in merito ad un mondo che di bellezza purtroppo, specialmente negli ultimi anni, se ne è vista molto poca. Sì. E come artisti abbiamo pensato di recuperare il termine, specialmente dal punto di vista dell'attenzione relazionale verso l'altro, dell'attenzione etica, quindi una bellezza che supera la cosmetica chiaramente e l'estetica, per arrivare in una dimensione di relazione e tutti gli artisti sperano di lavorare per un mondo migliore. E anche noi con questa rassegna cerchiamo di inserire cose che possono portare a questo tipo di riflessione. Allora, come si struttura? Beh, il festival durerà sino a dicembre, però un cuore importante è ora, che siamo all'inizio, e poi ci sarà in settembre un incontro con la scuola di Auresina. La scuola di Auresina è una scuola legata alla pietra, in particolare al territorio. Quindi avremo il favoloso viaggio nella pietra di Auresina, che sono dei laboratori transfrontalieri, dove quest'anno andiamo ad invitare con una call 4 giovani studenti. A curare questi laboratori Leva Comuzzi, la critica d'arte friulana che da molti anni collabora all'interno di questi laboratori, e i due tutor, Edi Carrer e Alberto Fiorin. Sono due scultori di livello che ci accompagnano ormai, questo è il quinto anno, e i laboratori chiaramente sono organizzati e anche indirizzati con attenzione dalla Maddalena Giuffrida, che ci accompagna da sempre. Sì. Allora invece Massimo, tu sei il curatore della sezione evento. Esatto, e quest'anno, come ormai negli ultimi anni, abbiamo seguito questo concept di abbinare degli anniversari di artisti storici, storicizzati. L'abbiamo fatto con Marcello Mascherini, l'abbiamo fatto con la Miela Reina, l'abbiamo fatto con la Maria Lupieri, di abbinare appunto degli anniversari importanti. Tra l'altro, chiedo scusa, ti interrompo, è apparso sul Corriere della Sera, per cui desumo che si possa dire la Lupieri sarà al centro del prossimo volume della collana d'arte della Fondazione CRT. Esatto, no, un'artista interessantissima, e quest'anno invece andiamo a festeggiare, a celebrare i 30 anni dalla scomparsa di Leonor Fini, e la mettiamo in relazione con un suo amico artista che era Piero Lustig. Piero Lustig è stato il marito di Felicita Frei, grande pittrice praghese, appunto anche lei approdata a Trieste, amica di Leonor Fini, tutti amici di Maria Lupieri, Gillo Dorfles, tutto questo giro qui, e a questi due artisti noi andiamo ad abbinare le ricerche di 4 artisti contemporanei della nostra macro regione. C'è Davide Dalla Venezia, che è un pittore raffinatissimo, lui ha trattato moltissimo il tema della vanitas, dunque proprio della caducità della vita e della bellezza, della giovinezza. Garita Fila,
che è una giovane scultrice interessantissima, che è stata anche ospite dei vostri laboratori di scultura, Giordano Rizzardi, che è un artista fotografo. Ecco, stiamo vedendo adesso l'immagine di Giordano, con queste sue creature chimeriche che va a creare con questo uso pittorico del Photoshop, e Qing Yue, un artista cinese residente a Trieste da tantissimi anni, che ci farà vedere un po' di queste creature fantastiche dell'Oriente, e dunque dai dragoni cinesi alle arabe fenici. Ok, questo è invece? Qui siamo alla conferenza stampa di presentazione di tutto il festival. Vediamo Qing Yue sulla destra, c'è Fabio, l'assessora alla cultura del comune di Duino Aurisina, Maddalena Giuffrida. Vedo anche la Susanna Gregorat. C'è Susanna Gregorat. Beh, adesso Fabiola ci racconterà perché c'è Susanna Gregorat e come ci ha aiutati in questa edizione. Dai, fai il lavoro mio. Prego, ormai. Perché quest'anno noi, per seguire la bellezza, seguiremo la ninfa Aurisina. Ah, ok. La ninfa Aurisina della grande scultura di Pietro Magni, questa grande fontana, questa appunto grande fontana in pietra, che è sistemata proprio all'entrata del Voltella. Ed è una scultura creata per narrarci di questa nascita della ninfa Aurisina dal fiume Timavo. E quindi abbiamo pensato che poteva essere il nostro simbolo. No? Esatto, questa è la foto di Massimo Goina, e io ringrazio moltissimo Susanna Gregorat perché ci condurrà in una speciale visita il 10 luglio, dove andremo a cercare la pietra di Aurisina all'interno del museo, ma anche all'interno della storia del museo stesso. E quindi una ragione in più per iscriverci, la visita è gratuita proprio grazie all'energia dei luoghi. Quanto, come posso dire, rimane il festival ancorato ad Aurisina e al luogo? Ma è ancorato perché nasce da questo luogo, però l'ispirazione è chiaramente di relazione con la comunità slovena in primis, che detiene la storia delle cave, successivamente anche con la scuola di scultura e di fotografia Zrecko Kosovel di Cesana, poi andiamo anche al castello di Kromberg col Gorisky Musei, quindi usciamo dai nostri confini, ma sicuramente arriviamo poi alla città, in un'ottica proprio di una città metropolitana ormai, perché pensiamo che il territorio del comune di Trieste della provincia di Trieste è la più piccola provincia italiana, e quindi ha veramente un tiro di schioppo dalla nostra grande città. Ci possono essere incontri culturali di altissimo livello. E noi cerchiamo di mantenere questa linea in cui lo sviluppo territoriale avviene attraverso la ricerca contemporanea più attuale. Avremo quindi anche ospiti un concerto di violoncelli alla Cava Ivere 3, quindi useremo questo. Avremo un altro bacino che è il bacino Zaccaria, dove troveremo la Saralzetta che si esprimerà attraverso una performance del titolo Pietre. Avremo l'installazione di Paolo Ferluga nelle cave e incontri anche di tipo come dire, nazionale, con giornalisti, filosofi e scrittori. Allora, mi è divertito un attimo, divertito nel senso etimologico del termine più che non, quando tu hai detto festeggeremo ma perché c'è sempre questa, come posso dire, questo imbarazzo magari nello scegliere i termini, eccetera, dove invece, logicamente, quando poi si celebra un anniversario, ancorché l'anniversario di una scomparsa, poi dopo, insomma, essendo passati anche parecchi anni, eccetera,
come dire, si riconsidera la carriera, stavo per dire la carriera di un artista, e quindi le celebrazioni diventano festa, anche Certo. se diciamo, come ripeto, non si celebra la nascita, ma in questo caso si celebra la scomparsa. È una, come dire, rivolgo ad entrambi la domanda: come si fa quando appunto si ha davanti a sé un anniversario importante di un artista, in questo caso importante come Leonor Fini, della quale molto si è detto? Come si fa a mettere insieme quello che già si conosce e che, diciamo la verità anche, e che la gente vuole riascoltare, Certo. e quello che invece sono le nuove, le nuove teorie, le nuove discussioni su credo che non sia semplicissimo, no? Ma no, allora, l'operazione che cerchiamo di fare noi è proprio questa, far vedere anche qual è il continuum e qual è un messaggio universale che ancora oggi può essere interessante, attuale, urgente. La mostra si intitola Inseguire una chimera, perché parliamo veramente di inseguire la bellezza ideale, un ideale di bellezza, salute, vita, in questo senso qui, e lo troviamo attraverso questo percorso nella pittura fantastica di Leonor Fini, è questo, no? Il discorso. E di più ancora capiamo attraverso la ricerca di artisti contemporanei, vivi e vegeti, quanto appunto alcuni temi siano ancora attualissimi, assolutamente urgenti. Per dire, abbiamo scelto questa immagine qui per appunto come immagine guida della mostra, ed è un'immagine incredibile, perché la Leonor Fini si è inventata veramente un nuovo immaginario sulla donna. Sono donne potenti, non per forza aggressive, ma sono appunto altro che inseguire la chimera. Qua diciamo che abbiamo paura che la chimera insegua noi, no? Magari facciamo vedere l'immagine, volevo dire, no? Che forse magari l'immagine non si è vista. Chimere. Ah no, c'è, quindi possiamo... Chimere e ninfe, chimere e ninfe. Tra l'altro poi, tra l'altro quando si parla anche di Leonor Fini, anche lì è difficile tracciare i confini, Certo. perché oltre ad essere l'artista che è stata, era anche una, come si dice, non so se è corretto dire un'imprenditrice, però si buttava anche in... Ma certo. Io ricordo delle ceramiche bellissime che erano anche in mostra. Quindi... No, in prodotti di arte applicata, design. Ecco, il concetto di arte applicata che a me non riesce. Nei profumi, avremo anche un tappeto in mostra, ad esempio tratto da una sua stampa, realizzato proprio insomma, sotto le sue indicazioni, eccetera. No, allora la differenza proprio tra Leonor Fini e le altre grandi donne del surrealismo è che lei è stata imprenditrice di se stessa, ma lei veniva da Trieste. A Trieste sappiamo che molte aziende e molte Svevo insegna, ecco come la famiglia, diciamo la parte femminile portasse avanti, ecco, il business, e questo ha fatto la differenza, perché era una donna veramente emancipata, era una donna indipendente economicamente, dunque ha potuto fare veramente delle scelte molto libere e molto, anche in certi casi, azzardate per l'epoca. Il suo rapporto con Trieste com'era? Il suo rapporto con Trieste, appunto, ne parleremo nello specifico. Sì, perché c'è un appuntamento, sì. Domenica 12 luglio alle ore 11 faremo un caffè con Leonor Fini, faremo una piccola visita guidata a questa mostra Inseguire la chimera, ma sarà anche l'occasione per parlare un po' di questa prima biografia triestina italiana, che è uscita appunto alla fine dell'anno scorso. Leonor Fini da Trieste in poi, che aveva scritto mio fratello Corrado Premuda, un libro che appunto siamo riusciti a pubblicare alla fine dell'anno scorso, è una coedizione Trieste Contemporanea e Comunicarte Edizioni,
E appunto è un libro che va veramente a sanare questo tassello dell'infanzia e della prima giovinezza di Leonor Fini trascorsa a Trieste, e soprattutto si capisce come tutto questo entourage culturale, ecco, abbia influito in maniera incredibile, perché Leonor Fini nel 1931 decide, a 24 anni, decide di trasferirsi a Parigi, arriva a Parigi e i surrealisti cadono dai tacchi perché dicono: Leonor Fini è surrealista prima di sapere cosa significasse essere surrealista. Ecco. Allora, e invece sì, anche dal tuo punto di vista, cioè come si affronta, mettiamola così, così semplifico anche, come si affronta proprio un anniversario, quando lo si deve in qualche modo, quando diventa argomento di mostra o anche di riflessione, insomma? Beh, proprio con la riflessione, direi, con la riflessione che i grandi artisti, i grandi scrittori, i grandi uomini di cultura ci hanno lasciata. E, una riflessione che di conseguenza permette a chi si avvicina e si accosta, l'anniversario è, diciamo, in qualche modo un dispositivo per iniziare e ricominciare o ritrovare, no, il filo concettuale che l'artista lascia. E quindi a distanza di anni questa cosa è assolutamente un grande piacere. Ritrovare Leonor Fini, come ritroviamo anche tutta la storia del territorio che viene comunque portata avanti anche nei laboratori appunto di scultura e l'incontro con le cave, è riportare all'oggi il pensiero, ma anche l'idea di un incontro. E quindi sono fondamentali i grandi della nostra storia culturale, anche perché cultura significa democrazia principalmente. Beh, quest'anno c'è un anniversario molto importante che verrà festeggiato per il festival. Ci sono i 100 anni della scomparsa di Kossover e anche di Rilke. Quindi avremo un incontro, diciamo, delle lezioni magistrali con il poeta e scrittore Michele Gangale, ma come accennavo prima avremo un incontro anche legato proprio al diritto alla bellezza con il giornalista Emilio Casalini, che è il giornalista di Generazione Bellezza, che si può trovare anche su Rai Play. Poi abbiamo l'incontro con il filosofo Alessandro Di Grazia, che parlerà di Joseph Beuys e la bellezza è ovunque, e con l'artista Paolo Cervi-Calvischer, cos'è il bello in arte. Saranno a condurre questo incontro presso il Circo Culturale Sloveno, sarà la Martina Voci, ed è un po' il cuore concettuale della rassegna. Ecco, penso di aver risposto. Allora, invece, che cos'è questo Altri Animali Fantastici che apre appunto in buona sostanza l'edizione? È un laboratorio. Che sta aprendo, così siamo più ancora precisi. È il secondo appuntamento con Altri Animali Fantastici. Il primo appuntamento è stato fatto l'altro anno a Domio, al Centro di Salute Mentale. Quest'anno siamo alla Maddalena, grazie all'Associazione L'Una e l'Altra e anche grazie, li voglio menzionare, al SARS DDSM e al Centro di Salute Mentale Maddalena. Altri Animali Fantastici è la costruzione di un progetto che a tutti i partecipanti ha permesso di costruire il suo animale fantastico. Quindi iniziamo da dei collage particolari, da parti diciamo fotografiche di animali, per poi creare un animale fatto da molte parti di altri animali. Lo facciamo assieme con la scenografa Madia Cotimbo, ma la cosa eccezionale è che questo collage poi si trasforma in una scultura di carta e di cartone. Potete passare alla Maddalena e potete votare il vostro animale fantastico preferito, perché in settembre questo animale diventerà una grande scultura ad altezza umana. Mi piace ricordare il nostro Marco Cavallo e quindi Altri Animali Fantastici, un po' la prosecuzione anche dal punto di vista di filosofia e di concetto della dimensione basaliana, riportandola
però nella dinamica della creatività. Ho un'altra domanda che si può fare ad entrambi, è proprio questa, come posso dire, la ricerca, diciamo così, di luoghi, diciamo inusuali, anche se magari poi insomma, niente è inusuale, ma comunque di luoghi non tipici per installazioni, per riflettere su delle cose, eccetera. Quale dovrebbe essere la caratteristica di un luogo per poter ospitare installazioni, eccetera? Penso che molto dipenda anche da chi lo vede, da chi lo sceglie come luogo, no? Intuirne le potenzialità. Beh, insomma, il festival di Fabiola, ecco, diciamo che ci siamo molto divertiti, abbiamo portato il cinema, ad esempio, in queste cave abbandonate, ed è comunque un'esperienza eccezionale, perché c'è il fascino del drive-in, ma c'è anche, come possiamo dire, il fascino di questi siti che tanto raccontano. O per dire, insomma, negli ultimi anni che appunto si può andare fino al terzo livello delle cave, ecco, sono delle location incredibili dove veramente, a parte una cassa di risonanza incredibile per la musica, ma insomma ci si sente un po' veramente come Jules Verne con il viaggio al centro della Terra, pian piano scendere. Io ho appena finito di leggere, le combinazioni. No, e poi anche queste cose qua, ad esempio, si ricollegano veramente con il Museo Revoltella, con Nino Perizzi, che appunto era l'insegnante di riferimento della Libera Scuola del Nudo del museo, ad esempio, portava direttamente gli allievi a fare direttamente pittura astratta, a disegnare, a ricalcare queste venature del marmo e a partire subito con l'astratto, cioè una cosa incredibile. Ecco, questi possibili filoni sono alcune di queste, insomma, appunto, il territorio lì di Duino Auresina è incredibile, la cittadina di Duino proprio, un tale concentrato di bellezza tra le falesie, il sentiero Rilke, insomma, tutta una serie di cose incredibili. Però appunto andare, ecco, a far vedere anche location inusuali come le cave, che sono chiaramente dei luoghi di lavoro, che però insomma hanno una storia talmente lunga, appunto, insomma, erano cave romane in certi casi, e dunque c'è veramente una stratificazione pazzesca. E questo avviene anche perché abbiamo Camen, il Museo Diffuso delle Cave della Pietra, e grazie proprio anche al Comune di Duino Auresina, che sostiene il Museo Diffuso delle Cave della Pietra, noi abbiamo la possibilità di utilizzare queste cave, anche grazie alla Ius Comunella di Nabresina, e portare per esempio i violoncelli itineranti. Li avremo il 30 agosto e ci sarà questo concerto estremamente interessante proprio nel bacino Ivere 3. Voglio ricordare anche che invece nel paese avremo la proiezione di Al di là dei lupi, che è il documentario che ricorda Alfredo Lacosegliaz e tutto il suo lavoro da musicista e grande ricercatore di nuove sonorità. Allora, c'è tutto il programma veramente è imponente e si chiude, come si diceva, a novembre, insomma, verso i primi di dicembre, perché insomma poi ci saranno anche degli... ed è senza soluzione di continuità, cioè non è che si ferma. Ogni mese abbiamo almeno 3-4 incontri, sì. Laddove invece la mostra Inseguire una chimera, che si inaugura, ripetiamolo, sabato 27 giugno alle ore 18 alla Porto Piccolo Art Gallery di Porto Piccolo. Questo resta aperto fino al 26 di luglio. E poi in autunno ci sarà un piccolo strascico, potremmo dire, un piccolo prosequio con una piccola mostra omaggio dedicata proprio tutta esclusivamente a Piero Lustig. Sì, e avremo anche un contributo speciale, avremo
un prezioso video in cui abbiamo un'intervista inedita a Gillo Dorfles che parla proprio della pittura di Lustig. Quindi questo è il programma per sommi capi, perché poi dopo non è che noi, anche avendo a disposizione un po' di tempo, non è che riusciamo poi a parlare di tutto quanto. Senza dubbio. Quindi l'energia dei luoghi, Festival del Vento e della Pietra, il diritto alla bellezza, questa è l'edizione numero 11. Fra l'altro Fabiola mi ha anche portato, questo cos'è, il numero nuovo? Il nuovo numero di è il nuovo Juliet, numero sì. di Juliet, che mi fa piacere che ci segue vedere. da molti anni, abbiamo una nostra piccola pagina di pubblicità. E poi è anche bello sottolineare Sì, che in un mondo... più di 40 anni Juliet veramente riesce a raccontarci il contemporaneo con attenzione, con Roberto Vidali, che è veramente un grande direttore. No, bisogna sottolinearle queste cose. Io vorrei solo, se mi permette, Sì. cogliere l'occasione di ringraziare la Regione Friuli Venezia Giulia, perché grazie al bando manifestazioni espositive che noi riusciamo a dare alla nostra comunità questo tipo di progettazione, e anche in particolare il Comune di Duino Resina, la Fondazione Pittini, Fondazione Casali. Fondazione Pittini in particolare ci segue da sempre con i laboratori, con i ragazzi, quindi un contributo fondamentale, come la Fondazione Cassa di Risparmio e anche il Rotary. È importantissimo questa cosa, perché grazie all'attenzione delle fondazioni e delle istituzioni riusciamo a portare ma anche un pensiero, non solamente una mostra, ma anche un pensiero di attenzione per i territori e di relazione con le varie comunità. Quindi è un progredire verso un futuro che ci auguriamo migliore rispetto all'attuale. Grazie a Fabiola voi. Faidiga e a Massimo Premuda, buon lavoro ad Grazie. entrambi. Adesso andiamo in pubblicità, poi cambiamo argomento e parliamo di armonia. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Come annunciato siamo in compagnia dell'Armonia, nella fattispecie con il presidente Paolo Dalfovo e con il vicepresidente che non era mai venuto nei nostri o forse È vero. non era mai venuto quando c'ero io. Sono un esordiente totale. Un esordiente totale, Assolutamente. che è Chino Turco, appunto vicepresidente dell'Armonia. A quale compagnia appartieni? Amici di San Giovanni, quella di Giuliano Zaniero. Ok, perfetto. Allora, Armonia in questo momento è impegnata come sempre su più fronti, figuriamoci se riesco a venirne a capo, nel senso che... Ma poi senza Sabrina che è qua, che poi dà sì, tutto tra l'altro. la memoria, è un po' difficile. Però per quanto partiamo dal punto partiamo cronologicamente, Sì. il primo cioè l'appuntamento più vicino 27, sabato. è quello di dopodomani. Sabato 27 per Trieste, no, sì, in realtà l'Estate in Armonia, che è tutta la parte estiva del cartellone dell'Armonia che ripresentiamo nel lato aperto del teatrino Basaglia, cioè Foyer Cecchelin. Pochi sanno questo nome perché la parte esterna del teatro Basaglia si chiama Foyer Cecchelin. Parte esterna che è una peculiarità di quel teatro, ce ne sono pochissimi in Italia, che ha aperto un portellone gigantesco dietro il palco, si accede alla parte esterna e dunque non si fa altro che girare le scene e si recita al contrario, cioè all'aperto. Riprende appunto l'Estate in Armonia, che è già iniziato sabato 13 giugno, con Che groppo la vita della Compagnia dell'Armonia, che è stata la compagnia che ha chiuso con questo spettacolo la 41esima rassegna appunto del Teatro dell'Etale al Teatro Basaglia. Sempre sabato 27 la compagnia di Livelli Toti sarà presente a Sagrado, ecco che iniziano le piccole trasferte in regione con Se più giorni che Luganighe di Walter Bartocchi e mio, con la mia regia, e dunque saremo al Teatro Alimonda, anzi al Castello Alimonda, che è un bellissimo parco all'aperto di Sagrado, oggi sbaglio tutti i posti, di Sagrado, sarà il caldo. No, è il caldo. Di Sagrado, e qua ringrazio personalmente Fabio Miotti, che lui si occupa da anni di allestire tutte queste, sia invernale che estiva, queste rassegne a Sagrado, che fa da solo
un lavoro davvero completo, importante e difficile, cioè allestire un festival. E queste sono le prime uscite dell'Armonia. Poi dopo torneremo ancora su altre. Allora, già che abbiamo un vicepresidente, facendo finta che il presidente non ci sia. Sai che abbiamo 2 vicepresidenti, no? Non ti dico chi è l'altra. No, so. Ok, lo sai. Infatti, ok. qua. Allora, subito mi sono irrigidito quando... Allora, come lavora l'Armonia da questo punto di vista? Cioè la dirigenza, il dirigibile, come vi dividete i lavori, come vi organizzate? Ma in realtà collaboriamo in maniera totale, nel senso che non è che non ho dei compiti, io personalmente. L'altra vicepresidente so che ha dei compiti particolari. La parte grafica, illustrazione, preparare i volantini. Ecco, intanto questo. In realtà io non ho nulla, diciamo, di specifico. Non c'è una delega? No, non ho una delega. Un prorettore con delega? Io avevo paura che lei mi chiedesse, in mancanza del presidente qua, se c'è una cordata in atto no, perché visto che viviamo in periodi di cordate, no? Allora pensavo che invece no, in realtà la sua domanda era bonaria e quindi... No, possiamo darci del tu, per l'amor di Dio. Grazie, con piacere, grazie. No, pensavo una cordata per... No, perché dicevo, così lui non c'è, magari... si può dire le robe. Si può dire, appunto, si può dire tutto. E in ogni caso quanto scadi il tuo... Fra 2 anni. Fra 2 anni. Questo è già il secondo mandato, e ogni mandato dura 3 anni. E può essere rinnovato ad libitum? Sì, non ha il limite di 2 mandati. Sì, ma non è detto. Non è detto, però. Non è detto. Ho fatto 2 anni sono lunghi. Ho fatto 10 da vicepresidente, dunque, e 40 in Armonia. Quest'anno faccio 40 in Armonia. 10 come Principe Carlo in pratica. Bravo, adesso giustamente aspettava. Che aspettava Tu invece in Armonia da quanto sei? Da tanto, io sì. Non so, perché gli anni passano in maniera pazzesca, però ho cominciato con proposte teatrali, con la compagnia che abbiamo fondato, noi tra l'altro dipendenti di Poste, abbiamo fondato quella compagnia con Giorgio Fon nel 97. Io ce l'ho con le Poste, vabbè, ma io ormai non c'entro ormai più. No, ce l'ho con le Poste. Magari... Sta storia delle raccomandate non riesce ad andare. Vabbè, cercherò, non conosco più nessuno là dentro, però magari proverò, prometto. E niente, poi sono passato con gli amici di San Giovanni una quindicina d'anni fa e... Sì, tanto. Abbastanza, sì. Ma con Giuliano. Ti ricordi con cosa hai cominciato? Tu con i rusteghi, no? Prima. Io ho iniziato con un UFO in mia contrada di Cappelletti e Paghi, debutto 7 febbraio 1987 e iniziato le prove ottobre 86. Quindi il prossimo anno... Sì, ma in realtà in ottobre, la prima volta che sono entrato in una sala prove e non sono più uscito. Io sono smemorato, sinceramente. Ricordo quel giusto. Sì, quel che non si ricorda niente. No, in realtà ricordo una commedia in particolare a cui sono molto affezionato, che era Piedi nudi nel parco, fatta da Proposte Teatrali con la regia di Roberto Eramo, uno spettacolo bellissimo, riuscitissimo, molto particolare. Da riproporre anche. Un consiglio. Veramente sul serio, un gran bel spettacolo. Quello lo ricordo con grande piacere, tra l'altro l'abbiamo portato in giro anche in posti che non ci si aspetterebbe. C'era stato il terremoto a Messina, ed era morta una nostra collega. E il CRAL centrale ci chiese se volevamo andare a rendere omaggio, a fare la rappresentazione lì. E siamo andati a Messina. È stato un momento in dialetto. È stata una cosa pazzesca. Quindi il parco era al giardin pubblico? No, non necessariamente. Il parco era giardin pubblico, intendo come... Se era la triestinizzazione della commedia di Neil Simon. No, l'abbiamo fatta così com'era. Sì. E tra l'altro capivano tutto, cioè ridevano quando, per dire, c'era da ridere, ma è stata una cosa molto emozionante per noi andare giù e rendere una testimonianza. Sì, questo io invece sono molto legato al testo A piedi nudi del parco, e c'è una cosa molto divertente perché
Mia nonna soffriva di enfisema, non è che c'è da ridere perché uno soffriva di no. enfisema. Però nel film quantomeno, non mi ricordo se questo appare anche nel testo teatrale, Sì. quando la madre della protagonista arriva finalmente in questa sottosoffitta dove loro abitano, nel film arriva ed incomincia... Chiedo scusa, non solo la madre, ma il primo è il fattorino. Anche il fattorino. Il fattorino, perché io, Piedi, no? sì, 7 piani, io 7 arrivo, io ero il tecnico dei telefoni, Dei telefoni, io sì, nella commedia. Dopo di me arriva il fattorino, che era Gianfranco Sì, sì, Pernisco, e lui viene su, ed è bellissima la scena. È proprio fra loro due che sono entrambi col fiatore, sì, so, e loro sono lì che... E poi arriva la bellissimo. vecchia. E poi arriva insomma, la vecchia. detta così, E sono tutti sì. e mia nonna si era arrabbiata quando ha visto il film perché si è sentita un po' presa in giro e ha detto volessi vedere Lori fare 3 piani le scale e senza... Mi ricordo sta cosa ogni volta che rivedo il film, che fra l'altro un film, anche il film è bellissimo perché diciamo la verità anche Neil Simon è uno con il quale si va veramente sul sicuro 9 volte su 10, insomma, poche robe di Neil Simon non fanno ridere. Mi stupisce per esempio che non si sia mai, ma forse magari qualcuno l'avrà anche fatto, non avete mai pensato come armonia di tirar fuori qualcosa da Invito a cena con delitto? Credo di no. A memoria credo di no. Non credo perché sennò, siccome è un film... Però sai che i tuoi consigli poi noi li facciamo tesoro, che come ti potete, ricordi... Come no? No, Se potete farlo... Carnage è stata una tua idea, partita qui sì. proprio, e poi l'abbiamo fatto, L'abbiamo eravamo fatto. tutti e due Eravamo insieme. io sul palco. c'eri in Carnage? Sì. Come si chiamava in... Zozzo, che era il nome del criceto. Che nome del criceto, sì, perché poi quello ha anche tanti titoli. Assieme a Il Dio del Elena Bisel Massacro, e no? Monica Parmegiani, eravamo il quartetto, no? Sì. No, era il dio del massacro, no? Dio del massacro, sì. Carnage, poi Sì. C'era il film di Polanski, tra versione l'altro. film di Polanski. Polanski, sì. Ma cosa. E perché poi voi avete anche questa possibilità appunto di, adesso un po' meno, nel senso che vedo che molte cose sono anche originali, eccetera, però una delle caratteristiche comunque che continuano di armonia è quella proprio di attingere ad un repertorio, triestinizzarlo ove e quanto possibile e appunto metterlo in scena. La prima roba che io vidi in armonia fu proprio una messa in scena di, credo che si chiamasse L'Eterna Illusione, anche se il titolo è Non te le puoi portare appresso, che era una vecchia commedia americana degli anni 30, a sua volta portata al cinema da Frank Capra, e credo che la fece il Gabbiano. Sto parlando di metà degli anni '80. Ancora con Osvaldo Mariutto, ancora in regia. Sì. Certo. E Dandy che faceva Mr. De Pinna, mi sembra, che quindi insomma... Sì, negli anni abbiamo, e tuttora peschiamo da questi testi che funzionano in realtà, perché sono testi stracollaudati, funzionano, non sempre adattabili questo è anche un problema, al dialetto triestino, ma non solo al dialetto, perché devi proprio adattare un riadattamento totale, non solo alla parlata triestina, semplicemente una traduzione, l'adattamento alle situazioni. Questo perché negli anni la difficoltà di avere dei testi originali perché infatti io mi ricordo che reale. una volta feci leggere proprio a Giuliano Zaniere un testo inglese divertentissimo che si chiama See How They Run, perché secondo me non capisco come mai tra l'altro non sia mai stato portato in scena anche insomma dalle compagnie strutturate nel nostro paese, perché è molto divertente, e però dopo Giuliano me ne parlò e disse oggettivamente la difficoltà è ambientarlo, contestualizzarlo. Lì si parlava di guerra, quindi qua figuriamoci, solo l'idea mi viene male. A volte la difficoltà anche per certe compagnie di professionisti di portare in scena certi testi è proprio la parte dei diritti d'autore. Perché i diritti d'autore esteri sono diritti d'autore anche italiani, poi si appoggiano a delle agenzie
e per avere quel testo devi rivolgerti all'agenzia che ha un surplus a volte molto importante affinché tu possa mettere in scena quella commedia, soprattutto per i Quindi professionisti. non è detto che uno vede un testo, si innamora, no, dice questo assolutamente. lo che bello. può essere che non No. si riesca per tutta una serie di No, ragioni. o non te lo danno perché magari l'esclusiva europea, una compagnia francese o una compagnia spagnola, e per 8 anni la mettono in scena solamente loro. E poi dopo sono anche dei casi, una volta era capitato, ma forse capita molto, molto piun spesso di quanto io mi possa ricordare, che paradossalmente dei testi vengono conosciuti da un amatore, eccetera, perché magari, non so, va turista a Londra, vede un testo che magari non è mai arrivato in Italia e riesce ad accaparrarsi. Corrado Travano una volta fece una cosa del genere con un testo che si chiamava Don't Dress for Dinner, non vestirti per cena. Non mi ricordo poi come l'ha tradotto, ma si parla di 30 e passa anni fa, e quella era una novità assoluta che poi mi sembra che non sia mai neanche... E lui invece, si vede che poi, appunto, sono tutte cose... Sì, sono i meccanismi, no? Veramente... Però ecco, diciamo, la nostra problematica nel trovare testi originali. È un problema da sempre abbiamo questo problema. In realtà, oltretutto, gli ultimi anni che sono venuti a mancare Cappelletti e Paghi, tutti e due, ed altri, Roberto Crenzi, certo, da poco, Gabrielli qualche anno fa, cioè, tutte persone che scrivevano. Infatti nella prossima stagione do un annuncio così, una piccola chicca, che porteremo in scena, la compagnia di Cercanome porterà in scena un testo di Gabrielli, inedito, che era chiuso nel cassetto della figlia, l'ha tirato fuori, l'ha riletto, me l'ha dato in mano, mi ha detto mi fai la regia? E ho detto di sì, e farò la regia con il Cercanome di questo bel testo di Gianfranco Gabrielli. E sapete già cosa fa la Colombetta il prossimo anno? La Colombetta con i giovani, perché abbiamo chiuso il calendario da pochissimi giorni perché non riuscivamo a incastrare, ecco, altra problematica che lo sai degli amatoriali, è incastrare il calendario con le date che abbiamo già del teatro, ma le compagnie devi incastrarli in un certo modo e non sempre ce la fai perché sono delle problematiche proprio di impegni quotidiani delle persone, del lavoro, la famiglia, e c'erano delle problematiche di incastro per le ultime 4 commedie e siamo riusciti a chi te va prima, mi vado dopo e dai, abbiamo chiuso. Invece che tipo di compagnia è Gli Amici di San Giovanni? San Giovanni, sì. La compagnia gestita da tantissimi anni da Giuliano Zaniere e dalla moglie Giuliana Artico. E quella più attenta anche, se posso dirlo, adesso non so se è corretto, ma ci sono testi più riflessivi per certi aspetti, mi pare. Poi per tante commedie abbiamo fatto degli spettacoli un po' diversi per certi aspetti, no? dal resto del cartellone. Giuliano ha sempre un occhio molto attento, no? A certe tematiche. Per esempio noi abbiamo messo in scena, ricordo l'arrivo del circo di Buffalo Bill. No? Abbiamo fatto una commedia ambientata davanti al tendone del circo dove dei triestini cercavano di trovare un posto per poter lavorare, per fare qualcosa, un testo molto carino, una bella commedia. Poi abbiamo fatto anche un altro testo che secondo me era molto interessante, tratto dal film, commedia, ma tratto dal film di Woody Allen, Palazzo su Broadway. Giuliano l'ha riambientato all'epoca del fascismo. Un lavoro veramente notevole. Quello è un bellissima commedia. Come Roberto Eramo che faceva il gerarca, che faceva la parte praticamente, ti ricordi il film? Sì, come no. Faceva la parte del mafioso, che in realtà promette di sponsorizzare la commedia a condizione che si facesse recitare la sua giovane amante. Ecco. E quindi in realtà stava in piedi, ecco, cioè lui è riuscito a triestinizzare in maniera... Ecco, questo è anche una ricerca importante su Svevo e Joyce. Li avevo dimenticati, scusa. Tra l'altro, appunto, Pallottole su Broadway, ho rivisto il film in tempi relativamente recenti, c'è questa grande prova anche di Diane Wist
Don't Ask, adesso non so come viene tradotto in italiano, insomma. E senza svelare, eccetera, quest'anno dove vi orientate? Allora, quest'anno non ne so molto perché in realtà è un testo di Bobo Grenzi, Ok. che io non conosco, il 13, quel maledetto 13. Ecco, presentato che è stato tanti anni d'anni fa, in credo. cui io ancora non facevo parte della... Sì, Cos'è? e di Roberto Grenzi, che è Roberto scomparso da poco, per questo è un omaggio della omaggio compagnia ecco, sì. a Roberto. È un gioco anche là di quel famoso 13, no? Ah, il 13 è Totocalcio? Sì, il 13 Ah, ok, sì, scusa, con tutta una serie di malintesi. Io avevo in mente una roba che mi tormentava da anni, perché io mi ricordavo quando la radio dava i radiodrammi dava degli sceneggiati radiofonici, ma la Rai, non la Rai triestina, la Rai italiana, e c'era uno che si chiamava Il Fiacre numero 13, e sta roba avevo in testa. E poi rimane, no? E allora ho scoperto che era un feuilleton francese, e me lo sono fatto arrivare, certo, quelle robe tipo dei figli perduti, ritrovati, e questo il maledetto 13, ho detto guarda che sei Fiacre numero 13, un poco strano. Allora, però è questo, ecco, mettiamo in scena questa commedia per rendere omaggio. No, beh, ma anche giusto. Ma assolutamente sì. Allora, la presentazione della prossima stagione della Contrada è confermata a settembre, di Armonia. È confermata, conferenza stampa però, i primi di settembre, non sbaglio il 2, il 20 di settembre faremo come sempre il pomeriggio di presentazione a teatro, all'ingresso gratuito, e poi inizieremo dopo la Barcolana e proseguiremo fino a dopo Pasqua. È perché quest'anno... Sì, perché incastrare appunto sempre con tutti i weekend, le cose, festività è sempre un po' E come abbiamo complesso. detto anche l'altra volta, è confermata la formula sabato, domenica, venerdì, sabato, Sì, domenica. non abbiamo aggiunto il primo venerdì, siamo ancora un po' cauti, facciamo i passettini da buoni padri di famiglia, anche perché siamo molto così, attenti alle spese. Questo immagino che sia lo zampino non della Parmigiani, ma No, di della Lacensky per te, no? Così perché io ho sempre questa quando difficoltà veniamo qua a imparare. ti confondi, Sabato alle fai la 20:30, confusione. domenica alle 17, quello ormai... Domenica 16:30. Ecco, vedi? Insomma. Allora, dobbiamo ribadirlo anche che non l'esperimento, insomma il piano B, mettiamola così, anche se non è bello, che vi ha portati al Teatrino Basaglia funziona, anche, credo che sarà confermato anche Trieste Trasporti con la navetta, eccetera. Un ringraziamento particolare come sempre a loro e all'ERPAC, che è l'ente regionale che ci dà appunto la possibilità. Quando avete capito che il trasferimento, che adesso ripeto poi i nomi, chiamiamolo il trasferimento, che funzionava, il trasloco, che stava funzionando, quando l'avete capito? Forse il primo anno, la prima stagione era proprio un attimino, non sempre con dei numeri importanti, invece quest'ultima da subito partita bene. Dunque il primo anno, come sempre, crea un po' di... l'assestamento. L'assestamento. Tante persone che non sapevano neanche dove fosse il teatro, addirittura. Cioè, dov'è? Spiega che vai perché è su di inutile. là. Poi... oggi, posso dirlo anche grazie all'Armonia, tanti triestini sanno dov'è quel teatro lì, e l'ERPAC ci ha riconosciuto questo, siamo molto contenti. Ci ha detto grazie a voi ormai sta vivendo una bella realtà. Per dire anche come delle volte un teatro, come dire, deve farsi conoscere proprio facendo il teatro, ecco, insomma, facendo il suo mestiere. Ma invece questa è una cosa che mi incuriosisce, perché l'altra settimana, facendo al Rossetti ballo al Savoy dove io avevo un cameo,
Lo so. Sì, tu non sai delle prove, quello che sono immagino. riuscito a fare. No, meglio non dirlo, meglio non dirlo. Credo che un trombettista ancora me corridrio. Ho fatto cadere un microfono sull'orchestra perché non c'era troppo spazio. È caduto un microfono sull'orchestra, infatti poi la sera della prima erano tutti quanti terrorizzati, non tanto che ci fosse gente o che non ci fosse gente, ma come Bosazzi, come gestimo Bosazzi. Ecco, però mi faceva notare Andrea Binetti, che tra l'altro ringrazio e che saluto. È un po' di tempo che non l'abbiamo qua, ma per sua fortuna è impegnato, per cui non riesce. Un saluto anche a da parte venire. nostra. E lui mi diceva una cosa incredibile. La sera c'erano 2 rappresentazioni. La sera della seconda, lui dice, è incredibile, tu fai questo mestiere da anni e anni e anni, metti in scena spettacoli su spettacoli, eccetera, e lui dice, la seconda rappresentazione è quella che riesce meno. Sì, la più pericolosa, Sì. Assolutamente. Ma perché? Perché sei rilassato dalla sera prima. Perché tutto... Anche se non è andato benissimo la sera prima, però hai finalmente portato a termine lo spettacolo davanti agli spettatori e dunque si sai muovere nella tua testa, ormai è fatta. fatta. Il più è fatto, più è così fatto, pensi, no? no? Non posso sbagliare, tanto Invece... è andato bene ieri, benino, sì, anzi posso fare meglio. E questo forma di quasi relax porta a sbagliare tutti e ad essere sottotono soprattutto, perché tutto è più basso. Ed è curioso, io gliel'ho ricordato, perché io mi ricordo, qui però è un paradosso, mi rendo conto, però io mi ricordo che quando c'erano i grandi spettacoli televisivi del sabato sera, e per certi aspetti anche quando si parla di serie televisive, la seconda puntata, che sia uno spettacolo musicale, che sia una miniserie, chissà perché, la seconda puntata è sempre quella che per un motivo o per l'altro rende meno. Io mi ricordo, ma probabilmente anche come spettatore poi. Sì, forse perché hai già non hai più una sorta di appagamento, come dire, ti aspetti di più magari la seconda, in realtà... Oppure sei anche meno attento perché ormai capisco come fu, certo, anche questo. Il meccanismo. Sì, questo è curioso da studiare perché... Forse in questo caso è più lo spettatore che si abitua, nel caso della TV, credo, Ma sempre, io anche che fosse Mondaini Vianello, Walter Chiari, tutta gente che io ormai nessuno conosce più ed è un peccato per loro che non li conoscono. Però è triste anche per noi perché insomma sì. Vabbè, io non avevo avuto la fortuna di essere cresciuti con loro e noi siamo a posto, però insomma, è veramente un peccato. Allora, difatti mi stavo dimenticando che però dal 16 luglio al 15 di agosto, questa volta al giardino del Museo Sartorio, ci sono anche... C'è il Festival Aveninchi. C'è il Festival Aveninchi che è inserito in Trieste Estate. Assolutamente sì, che in realtà è già iniziato sabato 13 giugno a Borgo San Mauro, sede storica tra l'altro del Festival Aveninchi estivo, con i giovani. Avrà una serata anche particolare al Teatrino Basaglia, con questo omaggio a Cechelin il 4 di luglio, di ingresso gratuito, proprio perché rientra nel Festival Aveninchi. C'è questo docufilm, appunto, C'era un comico di nome Cechelin. È una cosa nuova per noi, per Armonia, che noi facciamo teatro, ma in questa volta è una cosa diversa, appunto un docufilm, però in onore e in ricordo del più grande, appunto, comico di Trieste. Ed è anche bello perché insomma, tra le testimonianze su Cechelin vedo che ci sono anche Strehler. C'è un docufilm importante. Kesic, Orazio Bobbio. Quindi insomma è bello anche questo. Assolutamente. Anche per dare l'idea di chi fosse Cechelin. Dell'importanza di questo... E adesso però non l'ho fatto apposta, però... io adesso lo dirò ogni volta che ho l'opportunità, bisogna che questa città si decida una volta per tutte a ricordare Iole Silvani.
non è possibile che non ci sia una targa, un qualche cosa dedicato a questa grande donna, grandissima attrice, a questa grande donna di persona. spettacolo che Ho avuto l'onore e il piacere di conoscerla. fare, no, di conoscerla purtroppo mai, ma di fare la regia e di scrivere dei pezzettini per uno spettacolo con la Michela Vitali. Ah, sì, dedicato a sì. Sì, dedicato a lei, la regia era mia, e anche di pezzi scritti in maniera fantasiosa, in maniera romanzata sulla sua vita, che appunto lei bambina, lei ha 18 anni, lei è adulta, e lei è anziana, e dopo la Michela faceva proprio il Triesti in Carrega, che inserita in questo spettacolo. Bisogna fare qualche cosa perché non è assolutamente possibile. Allora, siamo in chiusura, io ringrazio Chino Turco e Paolo Dal Fovo, buon lavoro ad entrambi per la stagione che sta per incominciare. E noi ci vediamo domani è venerdì, quindi domani è la giornata che di default è dedicata a cultura e spettacoli. Oggi voi e anche un'anteprima, no, siete stati degli avventizi in pratica. Ci vediamo domani, buona serata, arrivederci.